Ben ritrovati amici di Diffusion e di DTV, ultima puntata della settimana e come già da qualche settimana a questa parte andiamo alla scoperta delle stories del nostro amico Alan. Oggi andiamo alla scoperta di una web radio molto particolare, è Web Radio 5.9 e ce ne parla il suo fondatore che è Eugenio Bignardi. Buonasera, eccoci arrivati alla seconda parte di Fusion Stories. Anche questa sera il moderatore della serata, Ponto, lo vedo già pronto. Noi siamo i brillanti sparsi. Ponto, ci sei? Dai, fai uno dei tuoi ingressi. Ciao Ponto! Ciao ragazzi, com'è? Com'è? Tutto bene, bentornato. Io sto già sudando, sì, abbastanza in forma. Tutto a posto? Passata bene la settimana? Sì, non c'è male, non c'è male. Straordinario. Benissimo. Signore e signori, buonasera. Siamo arrivati al secondo appuntamento con Diffusion Stories e questa sera abbiamo una nuova storia. Una storia che mi ha colpito davvero tanto, perché quando si parla di sogni e si parla di credere in qualcosa, io sono sempre affascinato. E ho visto in televisione, un po' di tempo fa, la storia di alcuni ragazzi che, trovandosi in una situazione davvero bruttina, hanno detto, ehi, non c'è problema, ci alziamo e troviamo un qualcosa di bello da poter vivere insieme. E mi hanno veramente catturato perché volere è potere, caro Nick. E questa sera ho invitato qui con noi, diciamo un po' l'artefice, il promotore di questo sogno, che a quanto pare si è realizzato. Quindi senza bando e senza indugio vi presento qui con noi questa sera direttamente da Cavezzo il grandissimo Eugenio Bignardi! E dove? Era il pezzo giusto. Era giusto, vero? Era giusto. Si parla di radio in questa canzone, giusto? Si parla di radio. Si parla di radio, credo. Esattamente. Allora, facciamo innanzitutto un preambolo. Sì. Chi è Eugenio Bignardi? Beh, è una bella domanda. Bella domanda. Intanto me lo chiedo anch'io. Quindi cerchiamo di farlo capire anche ai nostri amici a casa. Esatto. Chi è Eugenio Bignardi? Dunque, io sono un ragazzo, come tanti. E fin qui. Sono cresciuto nella Bassa Modenese, per più in particolare a Cavezzo. Cavezzo. Fino alla data del terremoto la mia vita era una vita normale, spensierata, molto annoiata, con tanti bei pensieri, tante idee, ma nulla di concreto. Insomma, un classico adolescente. Certo. Che cosa è successo? Che a un certo punto, ahimè, c'è stata una grande sfortuna, un grande avvenimento molto brutto, che è stato il terremoto. Il terremoto di maggio dell'anno scorso, oppure esatto. Essermi scordato il mese, no, invece no, purtroppo mi è rimasto impresso. Verso la fine di maggio, il 29 maggio, e è stato un evento che ha sconvolto tutto quello che c'era fino a quel momento. Cioè tutte le cose che tu credevi giuste, le cose che credevi importanti, d'un tratto si sono rivoltate tutte. E mi permetti una metafora? È crollato tutto come un castello di carte. Ah, ci sta? Sì, ci sta tutto, credo. Purtroppo casca a pennello. Casca a pennello. E sai, hai anche questa occasione quindi di rivedere le cose, di rimetterti in gioco, di crearti un qualcosa di nuovo. Quindi cosa è successo? Che
subito dopo. A un certo punto ti è venuta un'idea. Mi è venuta un'idea. Ma un'ideona direi, perché questa sembra uno dice così, però ti è Col venuta senno un'idea. del poi è diventato Esatto. un'ideone. Inizialmente era una di quelle cose solite che ti passano per la testa e dici vabbè. Voglio fare l'astronauta, voglio Sì, fare il chimico esatto, nucleare. vuoi Sì. fare... E insomma, però ne ho parlato con alcuni miei amici, ai quali è piaciuta subito questa idea, cioè hanno detto, beh dai, non suona neanche tanto male. Da un'ideuzza così campata in aria si è incominciato a parlarne. Sì. Ma sì, mi è venuta in mente quando vivevo sotto la tenda a Cavezzo, che c'è questo campo spontaneo. Che Sai cosa mi ha fatto abbastanza impressione? Che cosa? Hai detto, quando vivevo sotto la tenda con una nonchalance che fa riflettere, perché cioè, io sono venuto anche su da voi a vedere alcune situazioni e ti dirò che avevate tutti non voi, però alcuni amici sono da trovare fino all'Emilia, che saluto, ma comunque sia una forza d'animo e una volontà veramente. Sembrano frasi fatte, ma lì ho proprio constatato che avevate una voglia di ricominciare non da poco. Beh, insomma, ti ringrazio in cambio di tutti gli altri. Sai che, come ti ho detto prima, penso davvero questo. Insomma, cioè, al giorno d'oggi è abbastanza normale, è passato quasi un anno. E, cioè, se si sforza all'inizio di vedere il positivo nella sfortuna, si riesce comunque ad accettarlo, a lasciarlo scorrere. Che non vuol dire scordare, vuol dire semplicemente accettarlo. Parla come un tretenne sto ragazzo, eh? Mica Spero... Facciamo un applauso, perché questo merita davvero. Grazie. Allora, a un certo punto, con la cumpa, diciamola così, con la cumpa, esatto, si è parlato, facciamo una radio. Facciamo la radio. Perché no? Che uno dice, facciamo una radio. Beh, un attimo. Due cavetti. Non è così. No, non è così. Benissimo, siamo arrivati al punto, facciamo una radio. Esatto, l'idea piace, quindi tra di noi iniziamo a dire, beh, iniziamo a vedere cosa serve per fare questa radio. Ovviamente inizialmente volevamo puntare in alto, ci avevamo pensati la radio che sconfinava in tutto il mondo. Delle antenne grosse come... Esatto, proprio zero. Insomma, abbiamo scoperto questa alternativa delle web radio, che non è poi un accontentarsi, perché hanno anche loro un potenziale molto valido, perché a differenza della FM non devi fare dei costi enormi e soprattutto ti può ascoltare chiunque nel mondo, basta che abbia la connessione a internet. Io, come ti dissi prima, avevo già avuto questa mezza idea, però quando guardavo la vostra trasmissione su MTV ero lì al punto e dicevo, adesso voglio vedere che faccia faranno quando gli diranno che per le frequenze ci vogliono veramente una sbadilata di soldi, direi proprio. Non ci hai creduto che potessimo fare No, FM? non che non ci ho creduto, volevo vedere la vostra reazione. Ho detto, adesso che hanno il primo grosso paletto davanti, voglio vedere se hanno il coraggio di scansarlo, si dicono, vabbè ragazzi, abbiamo provato, e invece, respect, avete detto, vabbè, andiamo per un'altra strada, la web radio. Spiega un attimino la web radio, perché sai, magari molti ascoltatori non hanno ancora bene, non sono capaci o non riescono a capire col computer come si fa ad ascoltare una radio. Certo. Che cos'è una web radio? Dunque, una web radio è semplicemente una radio che sfrutta per andare in onda determinati server online. Quindi che cosa serve per accedere? Aspetta, perché secondo me se c'è un 55enne, 60enne sta ascoltando, già server è così. Ok, magari prova a stringere. Sì, fallo più plasmata, via. Ok, dunque, accendete il computer, andate in internet su Google, scrivete radio 5.9 e vi trova il sito. Il sito è molto semplice, si chiama www.radio5 scritto a numero punto scritto a parola 9 scritto a numero.it, un po' lungo da dire però è molto semplice, e lì insomma c'è tutta la nostra storia, i nostri avvenimenti principali, anche la nostra beneficenza, perché abbiamo pure un gemellaggio con un'altra associazione che nell'emergenza post terremoto si è data molto da fare, e quindi insomma ci piace anche riuscire a perseguire scopi utili, socialmente utili. Guarda, con me mi hai già convinto da prima, però capito, se c'è dell'altro ben venga. Però facciamo un passo indietro, che voglio arrivare dopo a questa cosa appunto delle... Avete cominciato a fare una radio, quindi siamo arrivati al punto che avete capito, facciamo una web radio. Esatto. Dove la facciamo sta radio? Dove l'avete fatta sta radio? Che anche lì mi è piaciuta questa cosa, perché non c'è il posto, abbiamo trovato questo, ma alla fine era una cosa tipo Hansel e Gretel, esatto. Perché capito? Quella... Dillo tu. La casetta carina. Esatto. Dunque, dove ci troviamo e dove non ci troviamo? Cavezzo è un posto che già prima del terremoto offriva poco in quanto luoghi, insomma... Quanti abitanti fa Cavezzo? 7.000 più o meno, 7.300 credo. Maria Lotero. E dunque noi ci siamo un po' ingegnati, ci è andata bene, perché abbiamo sentito pure in comune se ci poteva andare una mano, però sai, con già i problemi che stava attraversando non volevamo neanche appesantire. E allora fortunatamente un signore che avendo una ditta quest'estate si era comprato una casetta di legno che aveva messo poco fuori in modo che i macchinari più preziosi non si sarebbero rovinati. Certo. Allora ci ha detto, beh ragazzi,
non vi preoccupate, io ve la posso lasciare fino a primavera, che ormai adesso è primavera, fino a primavera vi pago anche le utenze io, non vi preoccupate, è vostra per questo tempo. C'è sempre qualcuno che ti tende una mano e ti dice ti do una mano tendendoti la mano, è brutto dirlo ma è così, però qual è la cosa bella? Che se non li cerchi questi personaggi, se non ti dai da fare, se non ti sbatti, non arrivano. Ovviamente. Questa è stata la cosa che vi seguivo con passione anche per questo, perché ho visto il vostro impegno, la vostra voglia di quel giorno che siete andati a fare la colletta a Bologna, come ti dicevo prima, cioè, insomma, tutta una giornata con questo obiettivo, si arriva sera stanchi, ma credo felici, perché avete fatto una cosa, ho visto la gente ha risposto, ecco. Quindi, la casetta c'è, diciamo così, l'idea, il nome l'avete trovato, che cosa mancava? Mancava l'attrezzatura, mancava l'attrezzatura, quindi anche lì stavamo sentendo quelli di Radio Bruno per farci insegnare un po' le basi, o anche loro sono stati molto disponibili. Quando insomma è anche finito questo tutoraggio, anche un po' così come premio forse, ci hanno molto generosamente regalato un mixer che non usavano più e un microfono. Allora abbiamo detto bene, non è male. No. Microfono poi ho visto professionale, quindi sì, non era uno scarto. Canta tu, è un po' una cosa diversa. No. Bene, abbiamo il mixer, abbiamo il microfono, cioè, quindi adesso cosa si fa? Abbiamo fatto separare nella casetta per dividere le due cose e poi abbiamo fatto la prima diretta. La prima diretta, adesso arriviamo alla prima diretta perché cioè, è il debutto in qualsiasi cosa che riguarda, io lo reputo un mestiere dell'arte questo, che tu faccia radio, che tu faccia il cantante, che tu sei un artista, io reputo questo perché dai una parte del tuo cuore alla gente, o con la voce, o col fisico, con quello che è, però tu stai dando un qualcosa, stai dando un'emozione e voi stavate per dare un'emozione con la voce. Certo. Come il primo giorno, perché secondo me... noi avevamo molte emozioni il primo giorno. Era un po' che vedo uno scontro. Io era da qualche giorno che pensavo, ma non ci riuscivo a credere, dicevo quel giorno io devo andare in onda. Poi quel giorno finalmente arriva, io già dal mattino sono andato a scuola, ma c'è tanto per andarci, ma non pensavo alla materia scolastica. D'altra parte con la testa. E insomma la prima volta mi ho scritto anche un papiro da tenere sotto gli occhi per evitare i minuti di silenzio in cui sarei potuto cadere, insomma, per l'ansia. No, ho visto che eri molto preparato, avevi fatto la tua bella scaletta. Sì. Adesso sono contento di dire che riesco a fare senza fogli, fortunatamente, ma bisogna evolversi. No, ma già vedevo il primo giorno, ti ripeto, la goliardia che c'era nella casetta faceva bene al cuore, perché eravate tutti, posso dirlo, col pepe nel sedere, bello, sì, ci sta, no, pepe nel sedere, e... Dopo, vabbè, siete partiti, prima diretta, piano piano iniziamo a capire anche come mettere in pratica gli insegnamenti che ci avevano dato a Radio Bruno e a fare qualche programma, io che non mi scelgo per il mio programma, tu per il tuo, all'inizio avevamo solo 2 programmi e facevamo 3 ore di diretta in tutta la settimana, un giorno sì, un giorno no, un'ora. Certo, ma per partire ci sta, calmi e incominciamo a macinare. Esatto, dovevamo prendere un po' le misure con questa cosa. Poi dopodiché c'è stato un momento di euforia totale dove facevamo tutti i giorni dirette. Orzo, sì, è stato abbastanza intenso come settimana. E dopodiché adesso piano piano ci stiamo evolvendo, siamo riusciti anche ad inglobare nella nostra unione nuovi ragazzi, nuovi speaker, nuovi registi che ci hanno permesso di avere un palinsesto molto, molto vasto. Cioè andiamo dalle 3 del pomeriggio fino alle 9-10 di sera tutti i giorni, anche il sabato. Però sabato un po' qualche ora di meno. Però insomma siamo molto contenti di questa cosa, quindi diciamo che si sta evolvendo per il meglio. Attivamente, insomma... Un'altra cosa che volevo chiedere, com'è stata la risposta della gente? Vi hanno dato una mano, c'è stata solidarietà, ha detto ehi ragazzi, chi uno, chi l'altro, si sono mossi? Questo è importante perché sai, se in questi ambienti trovi anche le persone che ti spingono e ti dicono dai, è una bella l'idea, ti do una mano. C'è stato riscontro? Questo mi fa piacere perché è importante che la gente dia una mano a queste cose. C'è stato? Guarda, il riscontro c'è stato. Forse io, perché sono forse una di quelle persone un po' ambiziose, voglio sempre qualcosa in più. Rispetto. Anche tu? Voglio sempre qualcosa in più, perché paradossalmente ci è arrivato più riscontro dalle persone adulte che dai giovani. Brutta sta cosa. Brutta, sì. Un po' sì, un po' sì. Cioè io mi aspettavo più di colpire quelli della mia stessa età, cioè io sono uno di loro, non sono uno strano, non sono... Sei un sognatore, ma sai anche tu che se uno non sogna, non cogna, come si dice, cioè della serie. Io dico sempre, se era facile lo facevano tutti. Ah beh, certo. Benissimo. Certo.
Sai cosa facciamo adesso? Diamo qualche link, qualche recapito di dove ti possono, la gente a casa che ti voglia dare una mano, che voglia dare una mano al Radio 5.9, dove vi può mandare questi aiuti? Certo, dunque, economicamente si trova tutto sul sito, codice IBAN, non IBAN, donazioni, beneficenza. Il nostro sito è www.radio5.9.it, lì si possono trovare anche tutte le nostre informazioni, tutte le nostre foto, tutte le informazioni riguardo il nostro palinsesto. Quindi insomma stiamo in continuazione aggiornando, rendendo sempre più carino, speriamo anche di aver fatto un buon prodotto, diciamo. Ti ripeto, io la prima volta che vi ho sentito ho sorriso perché sentivo talmente tanta emozione, però allo stesso tempo dicevo, questi secondo me faranno veramente il botto, perché il team è importantissimo anche, il certo. team. Essere da solo, fare una cosa, avere un team è tutto un altro paio di maniche. Quindi abbiamo detto, poi l'altro, come ti posso dire, recapito, quale può essere? Li abbiamo detti tutti? Sì, li abbiamo detti tutti. Non si sa mai, più ne diciamo meglio è, capito? Ultima domanda che ti voglio dire. Adesso, ora, che magari i bagliori di MTV, che la cosa, sai, c'è l'onda crescente e l'onda calante, adesso che magari il clamore a livello mediatico è finito e sta a voi adesso macinare, come sta andando? Sta andando, e già questo è qualcosa. Esatto. Ovviamente gli ascolti e anche le attenzioni sul sito sono calate, ovviamente c'era da aspettarsi, certo. Nessuno si aspettava altro. Però stiamo in questi momenti considerandoci un po' come se stessimo covando un uovo che poi si schiuderà magari quest'estate. Certo. Perché abbiamo detto dunque la situazione è questa, fermiamoci un attimo, capiamo dove stiamo sbagliando perché siamo inesperti, nessuno pensava di essere perfetto, dove stiamo sbagliando, dove si può migliorare, come farlo e cerchiamo di farlo il prima possibile, perché l'estate è sempre una grande occasione in quanto eventi, poi le persone magari anche gli studenti, quelli della nostra età non vanno più a scuola, quindi sai, ci sono tante occasioni, certo. Noi stiamo cercando di fare un calendario molto... Quanti anni hai, Eugenio? Io ne ho 19. 19 anni. Io purtroppo siamo arrivati alla fine del nostro tempo, Eugenio, e innanzitutto lo voglio dire anche ai nostri amici a casa, io sono onorato di averti qui perché quando si è una persona che non molla, che abbia 19, che abbia 40, che abbia 50 anni, questi sono i campioni, io li chiamo così, i campioni della vita. La difficoltà nella vita può essere svariata, ma quando si pompa in una cosa e non si molla mai, non c'è età, basta essere campione. Di questo ti voglio fare veramente un applauso insieme ai brillanti, a tutti voi. Grazie. E voglio concludere con questo mio pensiero, come faccio di solito, quando ho visto la vostra storia, voglio rimarcare questo, diciamo, questo concetto. Nella vita si hanno tanti obiettivi, si hanno tanti sogni e si trovano sempre i pierini che arrivano a dirti ma lascia stare, è impossibile, non ce la farai mai. Io voglio dire a tutta questa gente che vadano simpaticamente a quel paese. Yeah. Voglio ringraziare Eugenio, i brillanti sparsi, e ci vediamo la prossima settimana. Rock and roll! See you later, alligator. I'm the future crocodile. Hey, little alligator. Just a burger in my eye. I'm gonna read the budget. You wanna dance? I'm gonna read the budget. See you later, alligator. And the future crocodile. See you later, alligator. Yeah, the ever crocodile. I'm gonna read the budget. You wanna dance? I'm gonna read the budget. Ciao mondo, sei Eugenio, grazie. E allora ascoltate Web Radio 5.9, questa radio davvero speciale, nata dopo il sisma d'Emilia. Io vi ricordo, prima di lasciarci per questo weekend, che se avete perso una puntata di Diffusion potete recuperare alla grande andando sul nostro canale YouTube, che è il canale di DTV, oppure seguirci sulla nostra pagina Facebook, dove sarete sempre aggiornati. Ciao!